Amici bellini, video fondamentale per capire quali sono le possibilità del Napoli sul mercato, al di là dei soldi che hai o non hai. Devi piazzare per vendere, ma non perché ti servono i soldi per comprare, ma perché non c'è spazio. Io sono molto legato al discorso delle liste, perché quando leggo Foloruncio ha stregato Allegri, si pensa di volerlo, non è possibile. Non si può fare. Quindi abbiamo venduto della gente, cominciamo. E qua oggi mi allargo un pochino, voi lo sapete, io non sono un insider di mercato che dico cifre, che sparo nomi, eccetera, eccetera, però visto che siamo in tanti e vi ringrazio per il vostro supporto, iscrivetevi al canale, che più aumentiamo più è capace che arrivano degli amici bellini che sanno delle cose e ci possiamo arrivare prima. Per esempio le cifre dell'operazione ASA Zerbin verso il Frosinone. Mi è arrivata una spiffera e ve lo posso dire, poi se è vero o non è vero cambia poco, perché però è interessante capire, perché si possono unire dei puntini. Lasciate un like e adesso ne parliamo, ci spostiamo per chiarire la situazione delle liste ed abbiamo un problema molto serio. Allora, se è vero che buongiorno qualcuno sta dicendo, mi pare Ciro Troisi ha detto se ne parla tra gennaio, tipo 5 mesi, se è così buongiorno si può spostare dalla lista Vivaio Italia a fuorilista direttamente, cioè non lo mettiamo nella lista dei 25 inizialmente e quindi si libera un posto, il posto che nel Vivaio Italia se lo può prendere Spinazzola o se lo può prendere Mazzocchi o se lo può prendere Lucca in questo momento. Mettiamoci Spinazzola perché è quello che ha rinnovato quest'anno e quindi siamo sicuri che c'è. Contini Vergara non occupano spazio perché sono Vivaio Napoli, questo è il Vivaio Italia. Dobbiamo sempre capire la questione dei portieri tra Meret e Milinkovic-Savic, se restano tutte e due, se vanno via tutte e due. Si parla di Falcone Meret non ti cambia nulla, se prendi Falcone al posto di Milinkovic-Savic comunque non ti cambia nulla perché hai già 4 nel Vivaio Italia. Quella che è la situazione importante da capire è questa qua, cioè se vuoi un vice di Lorenzo di ruolo Mazzocchi deve stare qui nella lista dei 17 e se vuoi un vice Alisson Santos di ruolo Lang è qui nella lista dei 17. Vuoi un vice Højlund? Mettiamo in questo momento Lucca nella lista qui dei 17. Rimangono fuori proprio matematicamente questi giocatori qua. In maniera temporanea diciamo buongiorno, perché voglio pensare che a gennaio poi lo rimetti e trovi una soluzione. Non consideriamo i vari cioffi a Carino, Colisacco, Sgarbi, Lindstrom deve andare via, Foloruncio deve assolutamente andare via, perché ho fatto le accoppiate, adesso ve le faccio vedere sul campo. Ngonghe, Shedira, su Shedira ovviamente adesso è stato reintegrato al posto di Lucca infortunato, Shedira a Di Maro per gli allenamenti, ma non c'è spazio, cioè se vendi Lucca che però è infortunato quindi è difficile anche da vendere, puoi mettere Shedira, ma hai anche Caiuste da piazzare. Io ci ho dovuto mettere Giovane, che in questo momento rappresenta un giocatore che non ha ruolo, o meglio può stare esterno nel 4-3-3, però non è né Politano né Neres, nel senso non è né un giocatore di equilibrio che ti fa la fascia e ti dà una mano, né è Neres che è quello che ti spacca le partite eventualmente, così è un giocatore ibrido per i bambini 6-7 che può è più una seconda punta. Quindi in questo momento questi 20 milioni che abbiamo speso per Giovane, presi nel panico dell'anno scorso, sono 20 milioni buttati lì. E poi ci ho messo anche Lukaku perché da quello che ci ha detto Manna o è Lucca o è Lukaku, proprio anche per una questione di liste. In questo momento ho lasciato Lukaku fuori perché rappresenta una spesa incredibile per il Napoli e il super sub di lusso che paghi tantissimo, uno dei più pagati della rosa, è più difficile da sostenere rispetto a un Lucca. Nelle uscite abbiamo la conferma di Asa e di Zerbin al Frosinone. Su Asa mi dicono si parla di 4,5 milioni, parliamo di cessione a titolo definitivo, 4,5 più un 40% quando il Frosinone e se lo rivenderà. Quindi questa è un'operazione dove il Napoli rinuncia al giocatore
Però le varie operazioni col diritto sulla rivendita, poi la percentuale sulla rivendita, assomigliano alle vecchie comproprietà. Non so se ve lo ricordate, insomma, i giocatori che erano di due società contemporaneamente, quando poi te lo rivendi si spartiscono il ricavo, e in questo caso questo è fatto con ASA. ASA 4,5, Zerbin mi dicono 0, ma dici, ma come? Hai venduto a 0? E io me lo spiego in un modo, questo sono io che tiro una conclusione, ma non lo so. 0 euro ceduto a titolo definitivo per 0 euro più il 50% quando Zerbin verrà rivenduto, e non so se verrà rivenduto, ma questo è il modo che ha il Napoli per risolvere un altro problema importante. C'è un limite di prestiti, non puoi mandare tutti questi qua in esubero in prestito con il diritto sperando che se lo prendano e poi ti ritornano. C'è un limite di 9 prestiti puoi fare in entrata e in uscita, e uno già l'abbiamo fatto, che è quello di Ambrosino al Modena, quindi primo possiamo fare altri 8. Un altro che probabilmente sarà un prestito, perché si parla di prestito secco verso il Pisa, è Rao. Per quanto riguarda Rao non c'è problema, non va nel computo del numero dei prestiti perché è un under, quindi gli under non c'entrano in questo computo. Gli altri nomi caldi in questo momento sono Obaretin e Garofalo, attenzionati, brutto è stato sto termine, attenzionati dal Genoa. Insomma, il Genoa è interessato a questi due giocatori e pare si siano defilati per quanto riguarda Cagliuste. Ma quello che è interessante, che vi volevo far vedere, è la disposizione in campo sempre che giochiamo con il 4-3-3, perché con il 4-3-3 tu puoi fare queste accoppiate, e di solito se fai le accoppiate 11 più 11 sono 22 giocatori, e per arrivare a 25 c'hai questi 3 giocatori che possono essere un di più per ogni reparto, generalmente un difensore in più per stare tranquilli, un centrocampista in più per stare tranquilli, un attaccante in più. In questo momento ci troviamo con i 3 portieri. Ho fatto una divisione per farvi capire benissimo quali sono le disposizioni nella lista. Tra i trattini, per esempio Meret, Spinazzola, Di Lorenzo e Politano, sono quelli Vivaio Italia, quindi non dobbiamo contarli nella lista dei 17. Tra parentesi sono quelli del Vivaio Napoli, quindi non dobbiamo contarli nella lista dei 17. E tra parentesi genuflesse, la parentesi genuflesse, sono gli under che non ti occupano posto in lista. Gli altri l'ho messi in ordine di numero, proprio non di numero che portano sulla maglia, ma è di numero per arrivare ai 17. E quindi il primo che ti occupa posto in lista, Milinkovic-Savic, poi Rachmani, Beukema, Oliveira, perché ci tiene molto ad Oliveira, Manna, Rafa Marin, Mazzocchi, Gutierrez, McTominay, Gilmour, Lobotka, Anghissà, De Bruyne, Neres, Lucca, Højlund, Alisson, Santos e Lang. Mettendoli così, cioè ogni giocatore ha il suo comprimario, il suo panchinaro, restano fuori i giocatori pesanti come Shedira, ovviamente che viene reintegrato ma si pensa di venderlo, Lindstrom, Folorunsho, Giovane, Lukaku e in questo momento temporaneamente anche Buongiorno. Quindi buonanotte, per capirci, perché non ti puoi tenere Giovane a meno che non fai fuori o Lucca o Neres. Se vuoi tenere Giovane in squadra devi far fuori o la punta o uno degli esterni, non c'è altra soluzione. Non c'è altra soluzione. Vuoi mettere dentro Folorunsho per avere una soluzione in più a centrocampo? Devi far fuori Lang. Devi far fuori Lang, e allora Neres lo puoi considerare che si divide i minuti con Santos, e allora hai messo dentro Folorunsho, magari Vergara lo consideri anche Vicepolitano che te lo puoi giocare qua. Questo è il giochino del dentro e fuori, al di là di quelle che saranno le offerte per i giocatori. Questa è la squadra su cui può contare il Napoli ed è impossibile andare oltre tutto ciò. Cosa può fare il Napoli sul mercato? Sembra quasi che sai, poco. Allora, può prendere Thiago Gabriel, perché Thiago Gabriel è un under, e allora se non sei convinto di affidare la maglia da titolare per le prime partite a Oliveira, che poi magari se la gioca con Rafa Marin per un posto da titolare, puoi prendere Thiago Gabriel dal Lecce. Questo puoi fare. Puoi andare a prendere altri under, che però devi vedere quanto poi ti rendono sul campo. Quindi chi è a rischio?
se vogliamo poi fare delle operazioni oppure se vogliamo alleggerire quello che è il costo del lavoro, il costo della rosa. A rischio sono sicuramente Lukaku. Giovane l'hai appena preso, è difficile poi piazzarlo perché l'hai pagato 20, devi trovare chi ti offre almeno 10 e si accolla l'ingaggio, non è facile. In pericolo secondo me ci sono De Bruyne, non voglio dire McTominay perché se poi sfasci tutti quelli che sono i tuoi punti di forza, veramente i gol poi chi li fa? Chi li dovrebbe fare? Beukema in questo momento è infortunato, quindi ritornerà ad essere alla preparazione verso la fine di Castel di Sangro. È difficile anche venderli quelli là che sono infortunati e potresti in teoria dar via Beukema, mantenere Marianucci e quindi ce l'hai l'accoppiata e rientri con una cosa di soldi e puoi far rientrare uno di questi giocatori che sta fuori. Questa è la situazione al momento. Come vedete non è affatto facile. Man è chiamato a fare delle operazioni di grande creatività, perché poi un Frosinone può essere interessato per prendere Asa, che comunque ha un suo valore, è giovane, non ti occupava nemmeno liste, magari si accollano anche un Zerbin e dici vabbè ma non te lo paga, vabbè prenditelo, non fa niente, poi ne riparliamo se lo rivendi e ce lo smezziamo. Il Napoli deve farlo assolutamente, anche operazioni di questo tipo che sembra che tu ci perda, però per giocatori che sono già completamente ammortizzati, l'importante è togliersi poi l'ingaggio da addosso, perché anche se non li metti poi nella lista e non li puoi utilizzare in Serie A e Champions League, comunque li devi pagare e quindi è un lose-lose. Quindi per avere un win-win li dai via, hai altri 8 slot per i prestiti e devi accettare questa situazione molto molto complicata. Altri giocatori insomma che non abbiamo citato ma che devono uscire sono quelli là che non sono nemmeno presenti nel ritiro, per esempio Colisacco che ogni tanto rientra, a volte si fa il ritiro, a volte no. Ngonghe non è presente ma deve uscire, deve andare via. Caiusta, insomma, veramente una situazione complicata. Spero di avervi dato una mano, insomma, a navigare in questo mare di mercato e di notizie che purtroppo sono prese un po' alla leggera, ma i regolamenti questi sono, insomma, è un argomento che a me è sempre stato a cuore, le liste, la famosa la lista dei 25 che poi è una lista dei 17 e il Napoli non può andare oltre questo, tutte le squadre, mica solo il Napoli, però se non ragioni su queste cose qua ognuno può fare i nomi che vuole, cioè, il Napoli decide di puntare su De Ketelare, no, non può farlo assolutamente. Quindi da New York Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, lasciate un like, ditemi la vostra, chi lascereste fuori tra Lucca e Lukaku per esempio, vi terrei addirittura che se mi tenesse a dire, pensa un po' te. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.